benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Palermo, un ragazzino insensibile alle atrocità commesse. I magistrati li spediscono in cella, il settimo autore dello stupro di gruppo al Foro Italico. Trasferiti per proteggerne l'incolumità gli altri autori della violenza. Il prefetto più sicure Movida e aree abbandonate, ma serve un cambio culturale. Io non sono carne, nella rete non c'è solo plauso allo stupro e caccia alle immagini della violenza di gruppo. Da Boschi a Cucinotta i volti noti della politica e dello spettacolo si mobilitano in video. A Catania nasce una chat Telegram per segnalare luoghi e situazioni poco sicure per le donne. Ci mancherai, a Mister Bianco grande partecipazione ai funerali di Natale Bruno, il nostro collega scomparso improvvisamente martedì notte, il rimpianto per una persona per bene e un cronista di gran valore. Rabbia e commozione a Favara, nell'Agrigentino, alla sepoltura del piccolo Mohammed, morto pochi giorni fa in uno dei tanti naufragi al largo di Lampedusa. In corso il controesodo sulle strade siciliane in uno degli ultimi giorni di caldo intenso, code e rallentamenti in autostrada e agli imbarchi dei traghetti, attese anche di 2 ore. A Marsala il suggestivo lavoro di raccolta nelle saline dello Stagnone. Da domani scompariranno anche in Sicilia le cabine telefoniche. Finisce un'epoca fatta di antiche comodità, romanticismi e qualche segreto. Tutti i sogni ancora in volo, grande successo per Massimo Ranieri che nella Valle dei Templi canta, recita e interpreta sketch. Il colpo d'occhio del Massimino, il restyling restituisce ai catanesi uno stadio migliore. L'impianto è pronto per ospitare la prima del Crotone. Ben trovati, è di nuovo in cella il minorenne che assieme ad altri 6 ragazzi ha violentato la 19enne palermitana al Foro Italico. Si vantava sui social del crimine compiuto assieme agli amici e ha anche mandato un video su TikTok nonostante fosse stato spedito dai magistrati in comunità e così per lui si sono riaperte le porte del Malaspina. Il prefetto di Palermo: renderemo più sicure la Movida e le aree abbandonate, ma serve un cambio culturale. Marco Gullà. È bastato leggere alcuni messaggi scambiati con un amico e alcuni post pubblicati sul profilo TikTok per convincere il giudice ad aggravare la misura cautelare al minorenne coinvolto nella violenza di gruppo lo scorso 7 luglio a Palermo su una 19enne. Lei si è sentita male ed è svenuta più di una volta. Troppe risate, scrive il minorenne ad un amico. Successivamente al 19 agosto, quando è stato disposto il collocamento in comunità, il giorno dopo il minore ha pubblicato su TikTok alcune immagini con le seguenti frasi: chi si mette contro di me si mette contro la morte, le cose belle si fanno con gli amici. Tali nuovi e sopraggiunti elementi investigativi, si legge nel provvedimento del GIP Antonina Pardo, tratteggiano la personalità di un giovane che, lungi dall'aver avviato un percorso di consapevolezza del gravissimo reato commesso, così per lui si sono riaperte le porte del carcere Malaspina. E continuano nel frattempo le manifestazioni di associazioni cittadini, ieri a protestare le donne dell'Udu. Una vicenda veramente terribile. Noi ogni 24 organizziamo a Palermo da aprile del 2022 un presidio di pace contro la violenza, perché la guerra è una delle manifestazioni purtroppo più brutali di violenza. Abbiamo deciso in questo contesto, in questa situazione, di unire le due cose. E perché? Perché lo stupro e la guerra sono purtroppo prodotto della cultura, anzi incultura patriarcale. Puntiamo a mettere in sicurezza quelle aree abbandonate che possono essere oggetto di attività abusive o rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. Attiveremo un tavolo con il comune per censire tutte queste aree e valutare le azioni da mettere in campo. Lo ha detto il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, a margine di una riunione con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del capoluogo. Nella rete non c'è solo plauso allo stupro e caccia alle immagini del Foro Italico. Da Maria Elena Boschi a Maria Grazia Cucinotta, i volti noti della politica e dello spettacolo si mobilitano contro la violenza sessuale. A Catania nasce una chat Telegram per segnalare luoghi e situazioni poco sicure per le donne.
Da Maria Grazia Cucinotta a Elisabetta Gregoraci, Ekaterina Balivo, Alessandro Preziosi, Maria Elena Boschi, per citarne alcuni. Sono decine i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, migliaia gli utenti social che hanno aderito alla campagna #IoNonSonoCarne per manifestare vicinanza alla 19enne vittima dello stupro di Palermo da parte di un branco di 7 ragazzi. Un grido che nasce proprio dalla frase agghiacciante di uno degli indagati che in chat si giustificava: la carne è carne. E no, donne e uomini non sono carne, è il messaggio unanime dell'iniziativa che ha riunito in pochissime ore tanti personaggi dopo la prima forte reazione sui social di Ermal Meta. Rabbia, disgusto, tristezza, paura e un gran bisogno di giustizia. Io non sono carne, scrive Carolina Crescentini. Oggi tocca a noi scendere in campo, dobbiamo essere libere di dire no ad una relazione tossica senza rischiare la vita. Servono pene esemplari, non possiamo più sentire se l'è cercata, scrive in un lungo messaggio Adriana Volpe. Se da un lato c'è una grande mobilitazione contro la violenza, purtroppo fatti di cronaca con vittime le donne non si arrestano. Accade a Caivano, in provincia di Napoli, 2 cugine di 13 anni violentate da un gruppo di 6 adolescenti al parco, o a Firenze dove una 26enne australiana alla pari, mentre si trova in discoteca, viene trascinata nei bagni del locale da un nigeriano che dopo aver chiuso a chiave abusa di lei, solo per citare gli ultimi. Una violenza dilagante, amplificata ancora di più dalla caccia irrefrenabile di notizie, dettagli, filmati da vedere e condividere sui social che nell'era della globalizzazione e della realtà virtuale creano una vera dipendenza. La sete di guardare un tempo si limitava al buco della serratura, oggi passa attraverso la rete. Ma c'è anche l'altra faccia, che i social li utilizza per fare gruppo e per lanciare messaggi positivi, come appunto la campagna Io non sono carne, o per ritrovarsi insieme, striscioni al petto e bandiere in mano, nelle manifestazioni nate a Palermo o a Catania, con un affollato corteo in Vietnea organizzato da Non Una di Meno e Mi Cuerpo Es Mio, insieme ad associazioni e movimenti contro la violenza. Qui è nata l'iniziativa di una chat Telegram Sorella, non sei sola, utile alle donne per segnalare momenti e luoghi in cui ci si sente poco sicure. Non Una di Meno si riunisce a Catania nella sede del consultorio Mi Cuerpo Es Mio in via Gallo 1 tutti i giovedì alle 19. Basta paura, dicono, è ora di trasformare la rabbia in forza collettiva. Un'intera città, Mister Bianco, ha partecipato ai funerali di Natale Bruno, il nostro collega scomparso improvvisamente martedì notte. Una persona per bene, un cronista di primo ordine, così lo ricordano amici e colleghi. Tonino De Mana. Nella sua Mister Bianco, epicentro di un terremoto che ha sconquassato gli animi per la sua prematura scomparsa, giunta improvvisamente a soli 59 anni, Natale Bruno ha unito tutti. Familiari, in testa la coraggiosa mamma Teresa e al suo fianco l'inseparabile Santa. Istituzioni, rappresentanti delle forze dell'ordine, colleghi, amici e tanta gente comune che gli hanno tributato l'ultimo saluto nella chiesa madre. Sulla bara tanti fiori, una foto ed un microfono, uno degli strumenti del mestiere di noi giornalisti. In oltre 30 anni di onorata carriera spesa tra TV, la sua telecolor e carta stampata, Natale aveva intrecciato rapporti con centinaia di persone. Ha raccontato con dovizia di particolari fatti di cronaca di mezza Sicilia. Si è ritrovato nel bel mezzo di una scossa di terremoto in diretta mentre conduceva il telegiornale. Lui, impassibile, è andato avanti. E non erano impassibili, invece, i tanti presenti che hanno voluto stringersi attorno per l'ultimo saluto. Alcuni hanno voluto ricordarlo con una testimonianza, come i colleghi Francesco Lamiani e Roberta Lunghi, entrambi assaliti dalla commozione. Tu sarai mancanza, ma noi verremo dopo, professore. Lacrime e tanti applausi per un'uscita di scena avvenuta troppo presto. Ciao Natale, la tua redazione. Ciao Natale. Rabbia e profonda commozione per una morte assurda nel tardo pomeriggio di ieri al cimitero di Favara, nell'Agrigentino, tumulata la salma del bambino ivoriano di 1 anno e mezzo morto in un recente naufragio al largo di Lampedusa, uno dei tanti. Presente al rito funebre anche la giovane mamma straziata dal dolore. Davide Sardo. Il dolore straziante di Marianne, la giovane madre ivoriana che ha appena dato l'ultimo saluto al figlio di appena 1 anno e mezzo al cimitero di Favara nell'Agrigentino. Il piccolo Mohamed Junior Diomande è morto nel corso di un naufragio lo scorso 8 agosto al largo di Lampedusa. Rabbia, lacrime e tanta commozione per una morte assurda, inaccettabile.
La piccola bara bianca è stata tumulata nelle cosiddette colombaie accanto ad altri bambini e bambine migranti, alcuni senza nome, morti nelle traversate del Canale di Sicilia. Il corpicino di Mohamed era sbarcato a Porto Empedocle nei giorni scorsi, dopo che la madre ha riconosciuto il cadavere nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. Ieri gli è stato celebrato un breve funerale musulmano alla presenza, tra gli altri, dell'imam e dei rappresentanti islamici dell'associazione Oltremare di Agrigento, che chiedono di fermare queste stragi. Bisogna bloccare i trafficanti, arrestarli sicuramente, questo è quelli che li portano in mezzo al mare, li portano alla morte praticamente, si prendono tutta la colpa loro. Anche nell'altra vita, nell'aldilà, non c'è nessun perdono perché la causa principale sono loro e bisogna fare politicamente qualcosa per finire e cercare di dare un limite a tutto ciò. Presente alla cerimonia funebre anche il viceprefetto di Agrigento Gabriele Barbaro ed il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Ogni volta che tumuliamo purtroppo dei bambini c'è sempre un misto fra rabbia e dolore, oggi in modo particolare perché poi la mamma ha portato una foto del bambino ed è stato qualcosa di veramente duro da sopportare, ne abbiamo viste tragedie, però quando poi ti colpisci in questo modo è dura da sopportare. La mamma di Mohamed ha deciso di rimanere a Comitini, ospite di una cooperativa sociale, per recarsi spesso al cimitero di Favara. Non solo fiori, ma sopra la bara bianca è stato poggiato un peluche, un piccolo elefantino con il quale giocava durante la traversata della morte il piccolo Mohamed. Intanto il vandalismo prende piede anche a Lampedusa. Incuranti del dramma dei migranti di quest'ultimo strazio, ignoti hanno dato fuoco a un barcone che era sistemato nella casa della fraternità in via Madonna. Un raid che ha messo in pericolo un gruppo di migranti ospitato proprio lì, assistito dai laici comboniani di Palermo. Primavera giornata di controesodo sulle strade siciliane in uno degli ultimi giorni di caldo e intenso. Code e rallentamenti tra Villafranca e Messina sulla A20 e agli imbarchi dei traghetti, attese anche di 2 ore. Tanti gli italiani e i siciliani che hanno scelto agosto, fine agosto, per le loro vacanze. Francesco Triolo. Quarto ed ultimo fine settimana di agosto da Bollino Rosso all'insegna del ritorno a casa dalle vacanze si prevede un traffico intenso verso le regioni del centro-nord, in particolare ANAS stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di sabato e domenica, con picchi di quasi 500.000 nelle ore di punta. Attenzione alta anche sulle autostrade siciliane. Stamattina il Consorzio Autostrade ha segnalato code e rallentamenti a causa del traffico intenso lungo l'autostrada 20 Messina-Palermo nel tratto tra Villafranca e Boccetta in direzione Messina. Agli imbarcaderi di Messina attese anche di 2 ore. Dalle 12 di questa mattina in poi si è registrato un aumento costante dei mezzi in arrivo dallo svincolo di Boccetta e diretti agli imbarchi di Caronte Tourist e di Blue Ferries. In totale sono 11 le navi in servizio che fanno la spola tra le 2 sponde dello stretto. Monitoraggio continuo per evitare il blocco della viabilità e da oggi sino al 5 settembre a Messina disposto il divieto di transito per il traffico cittadino del Viale della Libertà, destinato esclusivamente alle auto dirette verso il serpentone dei traghetti. L'andamento medio del traffico nel mese di agosto, nel confronto con lo scorso anno, sta evidenziando un aumento del 2%, soprattutto nei giorni festivi, dato che sottolinea un maggiore spostamento quest'anno nelle giornate di domenica rispetto al sabato. In particolare si registra un aumento del 4% nelle giornate di sabato 12 agosto e domenica 13 rispetto all'omologo fine settimana di Ferragosto 2022. E secondo Coldiretti sono 37 milioni e mezzo gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell'estate 2023. Molti i siciliani che hanno scelto proprio il mese di agosto per le vacanze. Un ultimo weekend di agosto che si preannuncia caratterizzato da caldo afoso e possibili temporali tra bollino arancione per le ondate di calore ed allerta gialla per il rischio meteo. Le temperature massime andranno dai 30 ai 34 gradi, ma quelle percepite toccheranno anche i 40 gradi a Messina e nel Siracusano. Un uomo di 40 anni è morto in mare mentre nuotava in contrada Ginestra a Termini Imerese nel Palermitano. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo senza successo, sono intervenuti anche i carabinieri e i militari della Capitaneria di Porto.
4 furti nella stessa sera. Il quinto gli è stato fatale. A finire in manette a Palermo un uomo di 61 anni arrestato dalla polizia. Aveva ancora con sé soldi, gioielli, orologi, una refurtiva pari a 15.000 euro. I colpi in via Alessi e via Marchese di Villa Bianca. L'allarme è stato lanciato quando l'uomo stava cercando di fare razzia nel quinto appartamento. Altre 3 persone intanto sono state arrestate dai carabinieri dopo un furto in casa di una 89enne. Chi visita in questi giorni la zona delle Saline di Marsala può godersi di uno spettacolo unico, lo vedete già qua, la raccolta del sale. Anche quest'anno si fa dal pomeriggio fino alla sera per impegnare gli addetti nelle ore meno calde della giornata. Nelle immagini vedete i salinari della Sosalt, che sono eredi di una lunga tradizione. Vedete come si muovono sicuri tra le oltre 100 vasche nel cuore dello stagnone, pale piatte in mano per selezionare il sale integrale. L'obiettivo è quello di perpetuare la memoria, naturalmente, la tradizione di un mestiere e ovviamente anche incentivare il turismo. Tutto questo le Saline di Marsala. Dopo la chiusura delle case di riposo abusive di Siracusa, Avola, Carlentini, Melilli, Rosolini, a Pachino un'altra casa è stata sequestrata dai carabinieri, una casa di riposo, perché non in linea con gli standard ricettivi e perché il responsabile non ha fornito neppure la documentazione necessaria. E anche a Scicli sono state sospese 2 strutture analoghe con carenze igienico-sanitarie e strutturali. Cabine telefoniche, addio. Gli ultimi telefoni pubblici saranno rimossi domani in tutta la Sicilia, come del resto nel resto d'Italia. È la fine di un'epoca durata più di 70 anni, fatta di gettoni, code, corse per prendere la cornetta, telefonate più o meno segrete ai fidanzati e anche ai genitori per avvertire di essere arrivati a destinazione. Eva Spampinato. Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento? Era la super classica delle telefonate, quella che non poteva mancare nel repertorio degli italiani dal 1952, anno in cui fu installata la prima cabina telefonica, fino alla fine degli anni 90, quando i telefonini cellulari presero il sopravvento su quelli fissi. Da allora ad oggi la cabina telefonica ha cambiato forma, colore, cornetta, tasti, passando dalla manovella ai bottoncini digitali, ma non la sostanza romantica dell'ultimo residuo tecnologico del Novecento, attraverso il quale sono passati sogni, appuntamenti, ricordi, amori e che da domani verrà definitivamente mandata in soffitta. Ci siamo nati, ci siamo cresciuti, le prime telefonate alle prime fidanzatine, alla mamma, sono arrivato a casa. E se gli over 40 hanno molti ricordi legati a questo strumento di comunicazione, i più giovani fanno fatica anche a ricordarne il nome. Cos'è quella? La postazione sarà dismessa da... Una postazione? Ah, è la cosa del telefono, dove si chiamava prima? Hai mai utilizzato una cabina? Onestamente no. Non si poteva uscire di casa senza i gettoni. E se non avevi monetine in tasca, le chiedevi agli amici. C'è poi chi la cabina la utilizzava per le chiamate anonime. Pronto? Vigili urbani di Pietrammare? Questa è una telefonata anonima, neanche noi lo sappiamo chi siamo. E chi per gli scherzi telefonici. Macelleria Rinaldi, chi parla? Pronto? Pronto? Sì? Sono la governante del Conte di Simone. Scherzi ingenui che disegnano il quadro di un'Italia vintage, verace e lontana. Gli scherzi telefonici dei ragazzi di oggi purtroppo hanno il sapore amaro del sexting, del revenge porn, della violenza verbale e visiva. Proprio così, proprio così. Tutti i sogni ancora in volo. Massimo Ranieri alla Valle dei Templi con un concerto che ha emozionato gli oltre 4.000 spettatori. Davide Sardo.
Per Massimo Ranieri è un ritorno a casa. Per la quarta volta si è esibito ad Agrigento nella Valle dei Templi portando il nuovissimo spettacolo dal titolo Tutti sogni ancora in volo, che sta facendo il Giro d'Italia. Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, è uno show tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. È una parola molto ricorrente nel vocabolario di Ranieri. Il sogno per il cantautore partenopeo è vitale, irrinunciabile, da alimentare a qualunque età. Mia sete, mia salvezza. Dopo il fortunatissimo Sogno e Sondesto, che vanta oltre 800 repliche, anche quello visto ieri sul palco del Teatro della Valle dei Templi è stato un Massimo Ranieri in grande forma, che ha offerto al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio. Se vuoi non ti darò dei consigli, non servono, ho fatto già troppo. In scaletta anche brani nuovi scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra cui Pino Donaggio, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi e Bruno Lauzi. Canzoni che fanno parte del suo nuovo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo. L'importante è respirare il profumo delle cose vere, non cadere. Grande Massimo, ci fermiamo qui per pochissimo, subito dopo le immagini del Massimino rinnovato. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. A una settimana esatta dall'avvio della Serie C vi mostriamo in anteprima lo stadio Massimino, che sarà consegnato in tempo a tutti i tifosi per la prima di campionato, che vedrà opposto il Catania al Crotone. Marco Carli. Il colpo d'occhio del Massimino una settimana dal via del campionato, una corsa contro il tempo, le tappe bruciate per consegnare lo stadio non nel febbraio del 2024 come previsto, ma prima dell'esordio del Catania in Serie C. Gli interventi sul manto erboso, rasato per consentire all'erba di respirare meglio e avere un green dal colore uniforme in seguito. La nuova pista d'atletica rigenerata e poi i seggiolini in tutto lo stadio, questi quelli della tribuna VIP, l'illuminazione e i posti recuperati per gli spettatori con i lavori che hanno ridotto lo spazio per il settore ospiti. I settori essenziali consegnati 6 mesi prima è sicuramente un miracolo. E più tanti altri lavori silenziosi sull'antincendio, sull'impianto idrico, uno step che parte dall'ultima partita con il Sorrento, ahimè, la brutta partita con il Sorrento, sino ad oggi, quindi davvero poco tempo, e in poco tempo sono stati conclusi tanti progetti in tanti settori. Il tempo corre, ma poi ci sarà spazio per altri interventi. Proprio ieri abbiamo fatto un sopralluogo proprio col sindaco Trantino per vedere lo stato dell'arte e devo dire lui è rimasto molto soddisfatto. Ci sono ancora tante cose da fare, tante piccolezze da sistemare, dalla verniciatura un po' di tutte le tribune, dalla sistemazione di altri bagni, dalla collocazione del maxi schermo che sarà fatto proprio subito dopo la prima partita, così come anche l'impianto audio sarà installato nelle prossime settimane, e quindi tanti piccoli lavori che naturalmente non sono influenti sull'inizio del campionato, perché come sapete le cose fondamentali sono state comunque tutte portate avanti e quindi siamo certi di arrivare all'appuntamento dell'1 settembre appunto in tempo per poter disputare Catania-Crotone. Evviva! 5 gol in amichevole per il Palermo ieri sera al Barbera contro i maltesi del Melita. Gol di Brunori, doppietta di Soleri e poi in rete Di Mariano e Valente. Marco Gullà. 5 gol per mantenere alta la concentrazione e avvicinarsi al prossimo impegno di campionato, che sarà martedì in trasferta a Reggio Emilia. Il Palermo ieri sera in amichevole ha sconfitto per 5-1 i maltesi del Melita. Esordio per il terzino sinistro danese Lund. Brunori la sblocca nel primo tempo, gran bel gol il suo. Dopo varie occasioni nella ripresa il Palermo raddoppia con Di Mariano su punizione, poi doppietta di Soleri e marcatura finale di Valente. I maltesi segnano su punizione il gol della bandiera rosanero, che mettono benzina in vista dei prossimi impegni. Oggi era l'idea di presentare tutti i ragazzi alla nostra gente, visto che era la prima partita che facevamo a Palermo. Nel primo tempo ho scelto una squadra molto tecnica, qualcosa in non possesso non abbiamo fatto bene,
Nel secondo tempo la squadra era più equilibrata da questo punto di vista. Abbiamo fatto bene la fase di non possesso, fatto molto bene la fase di possesso anche per un calo fisiologico loro. È vero che nel primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni, un paio di gol secondo me annullati, non so se fossero fuori gioco o meno. Questa era un po' l'idea, insomma, di fare una sgambata, di presentare i nostri giocatori al pubblico. E la partita è stata fatta con generosità, con voglia, e questo era importante. Mercato, il Palermo strizza l'occhio a Di Francesco del Lecce, presentata un'offerta. I rosa intanto osservano anche il profilo di Aramu in uscita dal Genoa, ma c'è parecchia concorrenza in uscita Savic e Damiani. No, questo non è un editoriale, è semplicemente una domanda ai magistrati di Palermo. Allora, un ragazzo accusato di violenza sessuale di gruppo, che all'epoca era minorenne, viene mandato in comunità, malgrado il no della procura. La procura si è opposta. Ora, la domanda è questa qua. A uno accusato di un reato così grave, insieme con altri 6 che sono più grandi di lui, gli si lascia in mano il cellulare che lui utilizza puntualmente per vantarsi di quello che ha fatto, per scambiarsi ignobili messaggi con ragazze, dispiace, altrettanto prive di coscienza, per fare video su TikTok. Voi lo avete definito un ragazzino insensibile alle atrocità commesse e a lui gli lasciate il cellulare. Ma dico, ma ci vuole un decreto che ne so, della Presidenza del Consiglio per decidere che in situazioni come queste, a uno come questo, il cellulare, l'iPad, il computer, quel che l'è, va sequestrato? Ci fermiamo qui. TG si gira attorno alle 20. Grazie, buon pomeriggio.